Questa è Rovigo, adesso andiamo a Padova perché insomma, ci sono stati numeri da record per quanto riguarda i trapianti negli ultimi 2 giorni, così affrontiamo anche da questo punto di vista la sanità. Numeri da record per l'azienda ospedale Università di Padova, con il trapianto di 17 organi in 13 pazienti in 48 ore, evento mai avvenuto prima in Italia. Tutto da effettuare necessariamente in pochissimo tempo. L'espianto degli organi, fegati, reni, polmoni, cuore arrivati da Padova, Mestre, Vicenza e Trieste, e poi la chiamata nel cuore della notte ai pazienti in lista d'attesa, alcuni dei quali sono dovuti partire da lontano, perfino dalla Calabria. Il primo pensiero va ai donatori, no? A persone che hanno perso appunto la vita, e quindi il ringraziamento va alle famiglie di queste persone che ci hanno permesso appunto di espiantare gli organi. Poi il risultato dal punto di vista appunto del trapianto è veramente eccezionale. Il mio ringraziamento va innanzitutto alle famiglie dei donatori, straordinarie, fantastiche, 17 trapianti in poche ore sono veramente un grande risultato. Poi all'organizzazione, alla struttura dell'azienda e poi, lasciatemelo dire, ai miei professionisti. La criticità maggiore sono i tempi, perché noi con gli organi abbiamo dei tempi ridotti e quindi bisogna velocizzare al massimo. 4 i grandi ambiti chirurgici: la chirurgia generale, quella dei trapianti di rene e pancreas, la cardiochirurgia e la chirurgia toracica. Nelle 48 ore coinvolti 150 operatori, tra medici, infermieri, tecnici e molto altro, richiamati da casa o che hanno allungato i turni di lavoro. Per il polmone ne abbiamo fatti 3 praticamente in 48 ore, ma la possibilità di fare questo è perché ho un'equipe di persone tutte autonome nel saper fare questo tipo di attività. Questo è una cosa importante, questo ospedale molto grande con dietro l'università ha proprio questo. Non ci sono più cuori a disposizione per essere trapiantati perché la morte cerebrale post-traumatica fortunatamente si è azzerata. E quindi i donatori in morte cerebrale sono donatori per cause emorragiche o ischemiche che naturalmente vanno incontro a queste problematiche se hanno dei fattori di rischio. Padova è tra le primissime regioni in Italia, in pratica dietro al solo Piemonte, in crescita i trapianti pediatrici e ora il riassestamento dopo l'emergenza Covid, perché oltre all'impegno delle ultime 48 ore c'è tutta l'attività chirurgica di routine da seguire.